Buongiorno a tutti, sono Federica Duregon, kinesiologa delle attività motorie preventive adattate. Mi occupo di programmazione di esercizio fisico nelle patologie croniche all'interno dell'unità operativa complessa di medicina dello sport e dell'esercizio di Padova. Sapete che la sedentarietà è uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare in tutte le età? Indipendentemente dal fatto che si pratichi attività fisica o esercizio fisico regolare, il rimanere seduti per diverse ore davanti al PC o seduti sul divano è di per sé un fattore di rischio. Si può spezzare con queste ore seduti davanti al computer con delle pause attive, anche frammentate nel corso della giornata. Bastano poche cose, pochi movimenti. Andiamo a vederne assieme qualcuno. Questo è un esercizio per lo stretching dei flessori delle dita. Andiamo ad unire i palmi delle due mani, manteniamo le spalle rilassate e ruotiamo i polsi avanti e indietro. Questa può essere una variante. Dalla stessa posizione spostiamo i gomiti da un lato e dall'altro, mantenendo sempre le spalle rilassate. Andiamo ora a vedere lo stretching degli estensori delle dita. Portiamo il braccio teso in linea con la spalla e spingiamo la mano verso il basso, mantenendo il gomito teso. Questi 4 esercizi che andremo a vedere servono per mantenere la colonna mobile. Andiamo ad incrociare le mani, a distendere le braccia, a portarle verso l'alto, inspirando ed espirando ritorno. Per chi non riesce a svolgere questo esercizio, vi può essere questa variante. Mantenendo le braccia lungo i fianchi, estendo la schiena, guardando sempre verso l'alto, e poi ritorno. Da qui abbiamo invece un esercizio per lo stretching del collo. Portiamo una mano sulla tempia e andiamo a flettere il capo. L'altro braccio può rimanere lungo il corpo, altrimenti può essere posizionato dietro alla schiena. E da qui andiamo dall'altra parte. Un altro esercizio è per la mobilità del tronco laterale. Quindi andiamo a portare un braccio verso l'alto e da qui ci incliniamo lateralmente, espirando, ritorno, inspirando e ripetiamo il tutto dall'altra parte. Un ultimo esercizio è per la torsione del tronco. Andiamo a posizionare una mano sul ginocchio controlaterale e andiamo a fare una torsione. Torno al centro, inspirando ed espirando andiamo dall'altro lato. I prossimi esercizi che andremo a vedere servono per l'attivazione e la mobilità degli arti inferiori. Inoltre permettono di favorire un ritorno venoso e quindi evitare la pesantezza alle gambe. Il primo esercizio andiamo a posizionarci seduti sulla sedia e da qui andiamo semplicemente a rialzarci, ripetendo l'esercizio un po' di volte. Il secondo esercizio richiede di sollevare un tallone e poi l'altro in maniera consecutiva. Se qualcuno ha bisogno di appoggiarsi, può farlo ad una sedia. Il terzo esercizio richiede un allungamento del polpaccio.
Quindi portiamo una gamba avanti, l'altra un po' più indietro, appoggiandoci a una sedia e andiamo ad allungarci la gamba posteriore, mantenendo sempre i talloni vicini al pavimento.